chiedo a chi interverrà di fare interventi abbastanza rapidi perché avremo 45 minuti, c'è un cronometro qua e della diretta, quindi abbiamo 45 minuti. Eccoci qua. Buongiorno e benvenuti. Siamo in una splendida sala di Palazzo Ferrofini a Venezia, in sede della Regione Veneto, per un'occasione speciale, 25esima edizione della Eurospin Verona Run Marathon. Davvero un'occasione eccezionale, un'occasione storica per la Maratona di Verona, che viene qua, in questo prestigioso palazzo, in questa sede, a festeggiare questo compleanno. Oggi avremo degli ospiti importanti, dei riferenti della Regione, gli organizzatori, anche i nuovi organizzatori che si sono uniti alla GAC 2007 Verona Marathon, che è la società storica organizzatrice, ma intanto vediamo in un minuto le immagini dell'edizione 2025, quindi riviviamo un pochino le emozioni della Eurospin Verona Run Marathon del novembre scorso. «15 novembre 2026», questa è la data ufficiale della 25esima edizione per questo viaggio, per questi 42 chilometri che attraversano tutta Verona. Oggi scopriamo un pochino di novità e ripercorriamo anche un pochino la storia, ma intanto invito qui con noi per un saluto ufficiale della Regione Veneto Elisa De Berti, Presidente della seconda commissione consigliare e consigliere delegato delle infrastrutture della Regione Veneto. Grazie di essere qui con noi. Grazie mille, buongiorno. Grazie, vedete che sono molto esperta di microfoni, grazie mille, grazie Cesare, per me è un piacere ed è un onore accogliervi qui alla sede del Consiglio regionale del Veneto a Palazzo Ferrofini e ringrazio tutti per la numerosa partecipazione. Permettetemi di fare un ringraziamento speciale per la presenza oggi dell'assessore Paola Roma, assessore con delega allo sport. Per noi è tanto importante, Paola, averti qui, perché quando si parla comunque di maratone spesso e volentieri si associa al concetto di sport, ma le maratone e questi eventi non sono solo sport, ma sono sport, sono salute, sono turismo, sono stili di vita corretti e sani, sono promozione del nostro territorio e sono manifestazioni che uniscono e fanno parlare i popoli. Dopo vedremo, sicuramente Cesare darà i numeri pazzeschi della partecipazione delle nazioni che saranno coinvolte in questa manifestazione. È una manifestazione che io per altri motivi ho visto praticamente 25 anni fa nascere le organizzazioni delle prime maratone. Devo dire che di anno
anno in anno questa maratona è cresciuta, ha dato sempre maggiori soddisfazioni, anche grazie ad una organizzazione che negli anni si è perfezionata e quindi ha dato certezze, ha regalato credibilità alla città, ma non solo alla città di Verona, ma anche al Veneto, e quindi per me avervi qui oggi è davvero un onore e un piacere. Ovviamente il 15 novembre sarò alla partenza come tutti gli altri anni, non corro, Cesare, perché abbiamo già avuto una discussione su perché questo. una volta Cesare aveva capito che io avrei corso e poi quel giorno mi ha detto: come non corri? No, io vado alla partenza e faccio un in bocca al lupo a tutti gli atleti, però auguro a tutti gli atleti, agli organizzatori e alle tante persone coinvolte in questa manifestazione un grande successo e soprattutto un benvenuto a tutti coloro che sceglieranno la città di Verona e il nostro Veneto come meta di sport, di cultura e non solo. Quindi veramente buona manifestazione a tutti. Grazie a Elisa De Berti alla Regione Veneto. Doveva essere qui con noi anche Luca Spavanetto, il vicepresidente della Regione, anche assessore al turismo. Purtroppo ci ha mandato un messaggio pochi minuti fa che è bloccato nel traffico per un incidente, quindi non può essere qui con noi. Lo ringraziamo comunque, sicuramente avremo altre occasioni. Invito qui proprio invece Paola Roma, l'assessore ai servizi sociali, famiglia, longevità e sport di Regione Veneto. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora, intanto ringrazio la Presidente De Berti e saluto lei, ma anche saluto la consigliera che è qui con noi, che rappresentano anche il territorio di Verona parlando della Verona Run. Ma mi fa molto piacere, oltre agli organizzatori, di vedere qui anche il CONI, ma anche di vedere il referente proprio della FIDAL regionale, su cui naturalmente per noi diventa fondamentale questo tipo di intervento. Intanto ringrazio gli organizzatori perché lo stanno portando avanti da tantissime annualità, ma soprattutto con uno spirito che si rinnova, aggiungendo anche delle persone che rinnovano anche il gruppo, ma soprattutto creando anche in maniera importante quelle medaglie che avremo il modo di vedere poi quest'anno, quale sarà quella dedicata quest'anno, con veramente un'importanza di questo. L'importanza della Verona Run però va a collegarsi in un altro punto che avete già declinato, che si chiama Family Run, perché in questi tipi di eventi sono aperti alle famiglie, all'opportunità che ci siano dai più piccoli ai più grandi, ma anche all'inclusione delle persone. Credo che questo lo riuscite a fare voi, creando un'opportunità di conoscere persone da altri territori, vedere il valore aggiunto, ma soprattutto non dimenticarsi che la famiglia più grande è quella della comunità, e credo che questo sia importante per il ruolo che svolgete dal punto di vista anche sociale, non solo rispetto a quanto veniva giustamente detto prima dalla Presidente De Berti sulla parte proprio di valorizzazione del territorio, ma credo anche rispetto a quel valore importante umano che è legato appunto all'unire anche insieme la famiglia e stabilire un'occasione in cui tutti, anche i più anziani, sanno che è un'occasione per uscire e stare insieme. Grazie dell'opportunità e naturalmente in bocca al lupo a tutti gli atleti, ma anche a chi non è atleta e decide di partecipare alla gara. Grazie. Grazie Assessore, ovviamente attendiamo anche lei il 15 novembre alla partenza, poi vediamo cosa succede, se c'è anche un pettorale magari. Bene, ringrazio anche io da parte della Verona Marathon la consigliera Anna Leso, grazie per la sua presenza, e andiamo proprio invece dagli organizzatori e lo facciamo con l'organizzatore storico, se possiamo così dire, il direttore generale di GAC 2007 Verona Marathon SD, Stefano Stanzial. Prego. Adesso è verde, perfetto. Beh, allora intanto grazie Assessore Roma, grazie Elisa, grazie Anna, alle quali mi concedo di dare del tu, perché insomma c'è un rapporto di amicizia ormai di tanti anni. Grazie a tutti i presenti, 25 anni di storia di questa manifestazione. Voglio improntare il mio discorso un po' su quello che è successo prima. È una storia che parte molto da più lontano di quello che sono le 25 edizioni in realtà della maratona, perché all'inizio degli anni 70 nasce la GAC. La GAC è un acronimo di Gruppo Alpinistico Amici del Carega, che è una catena montuosa che
che bacia Verona, e peraltro dal corso Portanuova, da dove, così faccio già il primo spoiler, partirà quest'anno la maratona di Verona, torna a partire proprio dal centro di Verona. Nelle belle giornate è là dietro che si vede, dietro l'arena c'è questo Carega. E cosa succede? Succede che questo gruppo fonda le sue radici su escursioni in montagna, sulla socialità, sulla condivisione, le passioni di gruppo. In quel gruppo faceva parte anche mio padre Giovanni e organizza gite ed escursioni, e da lì a breve però all'interno di questo gruppo c'è una vocazione anche agonistica e quindi nasce un gruppo di corsa in montagna. Si formano atleti, dirigenti, allenatori, simpatizzanti, e i risultati non tardano ad arrivare. 3 titoli mondiali della specialità di corsa in montagna portano il nome di Alfonso Vallicella. Alfonso era un veneto veronese di Sant'Anna del Faedo che abbinava praticamente il lavorare i campi in montagna agli allenamenti, e ha vinto 3 volte il titolo di campione del mondo. Ma quei successi non dico che non siano bastati, ma succede a un certo punto che arriva un'altra persona molto importante, che è il mio secondo padre sportivo. Questa persona si chiamava Dario Bergamini e non solo entra in questa avventura, ma lui è un visionario, un sognatore, a volte anche un folle, ma trasforma la società in quella che da lì a poco diventerà la squadra di atletica di corsa su strada più vincente di sempre. Vi faccio solo un elenco veloce di alcuni nomi che hanno vestito la maglia della GAC. Gelindo Bordin, Francesco Panetta, Loris Pimazzoni, Salvatore Bettiol, Maura Viceconte, Laura Fogli, Maria Curatolo, il gota della maratona di quei tempi. Peraltro abbiamo qui gli amici di Venezia e io ho un ricordo che magari un giorno il dottor Rosa Salva mi dovrà spiegare, perché Dario mi raccontava che quando Gelindo corse la maratona di Venezia fu pesante dal punto di vista economico, perché Gelindo in quel momento era il top del top dei maratoneti. Chiaro, tornando a Gelindo, su tutto questo che è successo spicca l'oro olimpico di Gelindo nel 1988 a Seul, ma vi posso garantire che sono forse centinaia i titoli italiani, europei e mondiali vinti da tutti questi atleti. Ma come tutte le favole, anche questa era destinata a chiudersi. All'inizio degli anni 2000, con il mio impulso, coinvolgo di nuovo Dario per ricordare alcuni amici scomparsi, e così rinasce in una seconda veste, ma organizzativa, la GAC. Il bilancio parla di 25 edizioni di maratona, 20 edizioni di Romeo e Giulietta che festeggeremo l'anno prossimo, centinaia di migliaia di persone che correndo hanno conosciuto la città di Verona e il Veneto. Dietro a tutto questo ci sono numerosi progetti solidali, promozione continua dei nostri territori e centinaia di persone che hanno messo a disposizione il loro tempo libero per far crescere questa manifestazione e sentirsi parte di un progetto nel quale si riconoscono. Oggi ci apprestiamo a festeggiare i 25 anni di storia. Dario non è più con noi, ma sicuramente ora è qui, accanto, e in sua memoria noi stiamo proseguendo un percorso con lo stesso identico entusiasmo che lui ci ha trasmesso. Siamo ambiziosi e crediamo che i sogni si possano realizzare. Quindi con orgoglio e con la volontà di continuare a migliorarci, siamo entusiasti di annunciare l'ingresso del gruppo Infront al nostro fianco, una partnership strategica per raggiungere e consolidare nuovi traguardi. Novità per la 25esima edizione? Ce ne sono e ce ne aspettiamo. Torniamo a un percorso più centrale con la partenza davanti ai portoni della Bra, ma sogniamo un arrivo all'interno del magico anfiteatro Arena, forse il più bello del mondo, ad accogliere migliaia di maratoneti in uno scenario unico al mondo. Alle grandi ricorrenze vanno regalate emozioni straordinarie per lasciare il segno a tutti coloro che siano protagonisti di questi grandi eventi. Non ci rimane che dire, qualsiasi sia il tuo passo, il traguardo sarà il tuo prossimo obiettivo. Buona corsa a tutti. Viva la città di Verona, viva la Regione Veneto, viva il running. Complimenti a Stefano Stanziale, grazie di averci fatto rivivere un po' di
di momenti, diciamo che potremmo quasi essere alla 50ª edizione, insomma dai, allarghiamoci. Bene così. Andiamo adesso a conoscere chi si è unito alla GAC per la prima volta, alla GAC Verona Marathon, quindi parlo di Infront Italy, già organizzatori con grande successo della Run Ronde Marathon, quindi la Maratona di Roma negli ultimi 6 anni e anche nei prossimi, si unisce alla GAC proprio per rendere ancora più grande questa maratona, per essere più forti. E abbiamo qui il piacere di avere il direttore marketing di Infront Italy, Stefano De Antoni. Prego. Grazie Stefano dell'introduzione e dell'ospitalità, una città veramente meravigliosa. E il gruppo Infront che in questo momento rappresento, giusto una parola per chi magari penso sia anche logico, non ci conosca a fondo, noi siamo un'agenzia di marketing sportivo. Marketing sportivo vuol dire che facciamo degli eventi il nostro core business, quindi eventi che possono essere organizzati in toto o diciamo partecipati in qualche modo, può essere un diritto marketing, una sponsorizzazione, un diritto televisivo. Nel caso della maratona diciamo che è un tutt'uno, nel senso che interveniamo nel discorso delle iscrizioni, della comunicazione, della sponsorizzazione e possibilmente anche dei diritti televisivi. Quindi noi perché siamo qua e perché abbiamo sposato il progetto Verona Run? Secondo noi è tra le maratone italiane, non me ne voglia Lorenzo che è qua in rappresentanza di Venezia, ma la maratona che ha più alto potenziale di crescita. E questo lo diciamo guardando non soltanto ai maratoneti italiani, che sono comunque un gruppo, permettetemi, limitato, nel senso che in Italia saranno 40.000 quelli che corrono le maratone. Noi guardiamo all'estero, quindi vogliamo portare a Verona, come lo stiamo facendo a Roma, quella platea di runner che corrono in tutto il mondo e quindi possono ovviamente venire a Verona, e secondo noi Verona rappresenta una meta di interesse per loro, quindi dobbiamo arrivare a loro. Ovviamente avendo organizzato la Maratona di Roma dal 2020 di fatto, quindi essendo cresciuti noi come gruppo su un evento importante, avendolo portato ai livelli in cui è ora, vogliamo portare poi su Verona le esperienze maturate, non solo, ma anche le sinergie, perché poi la sinergia vuol dire poter comunicare a un database molto ampio, che è quello che abbiamo oggi su Roma, poter comunicare e far sinergie con gli sponsor. Diciamo che noi è un po' che lavoriamo ormai con Stefano e con gli organizzatori, però questa è un po' una prima uscita ufficiale. Diciamo i risultati cominciano ad arrivare, non pretendiamo di comunque arrivare a fare i fenomeni e quindi fare numeri clamorosi da subito, ma abbiamo comunque un programma di crescita importante. I primi risultati, dicevo, si vedono, abbiamo IOMA, che è lo sponsor tecnico della Maratona di Roma e lo è anche oggi della Maratona di Verona, quindi diciamo un ritorno se vogliamo, perché in passato erano loro, e questo è comunque un ingresso importante per un gruppo internazionale. Abbiamo il rinnovo di Eurospin, quindi ringrazio ovviamente tutti gli sponsor che sono già a bordo, partner storici che stanno riconfermando, hanno già confermato. Le iscrizioni stanno andando benissimo. Ovviamente a noi importa anche lasciare, come dire, non un'eredità, ma un'impronta importante sul territorio. Per noi Verona è importante perché abbiamo diverse partecipazioni, lavoriamo col Verona Calcio, lavoriamo con l'Arena di Verona per la stagione lirica, quindi diciamo che è una piazza per noi importante che conosciamo bene. Cosa vuol dire lasciare un'impronta sul territorio? Vuol dire creare un evento che abbia un impatto sempre più importante, e per avere un impatto più importante nell'indotto economico vuol dire portare sempre più, diciamo, partecipanti, runner, soprattutto dall'estero, che oggi sono coloro che sono anche alto spendenti, quindi coloro che non vengono un giorno a correre ma fanno weekend, quindi non possono conoscere ovviamente non solo il percorso ma andare un po' in là e fare anche esperienze, ricordarsi, parlare bene, perché poi il passaparola è quello che secondo noi è più importante nella community dei runner. Quindi ringrazio ancora, grazie Cesare, ovviamente ci impegneremo al massimo da qui alla gara di metà novembre. Siamo convinti di fare un grande risultato anche perché i numeri ci stanno sostenendo. Grazie ancora a tutti. Grazie al direttore Stefano De Antoni e rimaniamo in casa Infront Italy e lo facciamo con il senior manager Lorenzo Benfenati, già anche project manager della Run Ronde Marathon.
Una maratona arrivare qua, bellissimo posto, buongiorno a tutti, ciao Cesare, saluto le istituzioni, le ringrazio, saluto gli amici di Venezia che ci ospitano qui oggi, in questa città clamorosamente bella. Era un po' che non venivo qua, era dal matrimonio di Andrea Trabuio, altra persona che allora nel mondo del running ha qualcosa comunque ha fatto e continua a fare. E quindi scusate anche il fatto che non sia propriamente l'hai quasi fatta a nuoto, sì, l'hai quasi fatta a nuoto. No, nel senso che Stefano Stanziale ha raccontato le emozioni di questi 25 anni e non solo di Verona. Stefano De Antoni ha raccontato il perché Infront ha deciso di entrare in questa avventura e un po', diciamo, che cosa rappresenta Infront. A noi oggi, a me in primis, a quella nostra squadra Infront e GAC, aspetta il compito poi questo progetto di cercare di farlo funzionare al meglio. Abbiamo una grande responsabilità, aver scelto questa città, questo territorio, questo evento per fare un percorso di crescita importante. Un po' l'abbiamo visto su Roma, non vogliamo replicare il modello Roma, non vogliamo fare di Verona un territorio, una Roma 2, ma vogliamo cercare di prendere spunto da il percorso romano, che ricordo ci ha visto appunto protagonisti negli ultimi 6 anni, prendere una gara che valeva 7.000 o poco più runner e proiettarla l'anno prossimo con l'obiettivo ambizioso di arrivare a 50.000 runner. Oggi abbiamo questo tesoretto su Roma, crediamo di poterlo avere presto anche su Verona, dando al progetto, all'evento, alla manifestazione, alla gara un'identità forte, un racconto che non sia soltanto di una giornata o di pochi giorni, ma si possa spendere per tutto l'anno, si possa spendere con progetti ancillari interessanti, con scelte, con drive di sviluppo importanti, già presenti, ma da spingere, da lavorare. Raccontavamo, diciamo, del boost sugli sponsor, ma c'è un percorso di sostenibilità ambientale e sociale che sicuramente ci vedrà tutti protagonisti. La città è meravigliosa, dobbiamo semplicemente riuscire a raccontarla ancora meglio. Un po' probabilmente lo vedremo con le medaglie e un po', direi anche molto, lo faremo con un nuovo percorso. Il direttore Stanziale ha raccontato, ripartirà la gara dal centro, arriverà sempre in centro, speriamo in quella che è un'area, un'arena meravigliosa. Adesso io non posso parlare che fra il Colosseo e l'arena potrei essere, diciamo così, di parte, però ecco, riuscire a fare l'arrivo lì dentro rappresenterà qualcosa di unico e credo che ci farà arrivare al sold out molto presto. Quindi il 15 novembre, 25esima edizione, poi avremo un altro anniversario, il 20esimo della Romeo e Giulietta, il 14 febbraio dell'anno prossimo. Per noi sono 2 eventi che vanno di braccetto, rappresenteranno una grandissima opportunità per la città, per il territorio, per la Regione Veneto e per tutta l'Italia. Quindi abbiamo una sfida importante, grazie a chi ci sostiene e venite a correre, a partecipare in qualche modo a novembre. Iniziate già ora che serve allenarsi. Grazie. Grazie. Grazie a Lorenzo Benfenati e a Infront. Intanto mi preme ringraziare che hanno accettato il nostro invito, sono qui con noi, e le altre 3 maratone venete, perché in Veneto ci sono ben 4 maratone, credo che sia la regione d'Italia con più maratone, perché non mi risulta altro. E quindi ringrazio gli organizzatori della Wizz Air, della 40esima, perché anche loro fanno cifra tonda a ottobre, la Wizz Air Venice Marathon. Abbiamo il presidente Piero Rosasalva, grazie, il vicepresidente Stefano Fornasier e il direttore generale Lorenzo Cortesi. Ancora qui con noi gli amici della Maratona di Padova, quindi Padova Marathon, con la presidente della Industria Sport Francesca Facco, credo neopresidente da quanto... Da poco, ma benvenuta quindi nel mondo del running, nel mondo delle maratone venete, il vicepresidente Giacomo Marcato, il consigliere Roberto Chiozzotto e il responsabile delle operations Mattia Picello, grazie alla Maratona di Padova, e ancora per la Conegliano Valdobbiadene Prosecco Running Festival il presidente Aldo Zanetti e Nicola Zanetti. Quindi siamo qui
insieme tutti quanti proprio a stringere il dialogo, a stringere un po' le emozioni e comunque con una visione comune, quella di portare tanti runner a emozionarsi nella regione Veneto, a creare turismo, a creare anche indotto economico, perché anche questo arriva ed esiste. Quindi grazie di essere qua con noi oggi a festeggiare questa 25esima edizione. Doveva essere qui con noi anche il presidente del CONI Regione Veneto, Dino Ponchio, ma ha chiamato poco prima che non gli è subentrato un impegno inderogabile, non ha potuto essere qui con noi, però abbiamo, e lo ringraziamo, il presidente della FIDAL Veneto, Sergio Baldo, che ringrazio per la sua presenza e lo invito per un saluto ufficiale da parte della Federazione di Atletica Leggera. Beh, buongiorno a tutti, io comincio con ringraziare intanto l'assessore con delega allo sport, ma anche al sociale, quindi la nostra Paola Roma, che ha dimostrato fin da subito una sensibilità particolare per il mondo dello sport e in particolare poi per il mondo dell'atletica leggera. Oggi siamo qui e questo è anche un segno importante, perché il movimento dell'atletica, soprattutto il movimento dell'atletica veneta, si trova nella sede della Regione Veneto. Questo sta a significare quanto l'atletica leggera, in particolare con la maratona, sia capace di dare spazio a tutti e quindi, prima l'abbiamo detto, alle famiglie, ma non solo ai runner che lo fanno di professione. Dà spazio a tutti, dà spazio a 4 maratone. E perché 4 maratone in una regione che non è così grande? Perché così tante? Perché dietro a queste 4 maratone ci sono persone capaci. Capaci vuol dire avere un progetto importante, vuol dire riuscire a perseguirlo ed essere determinati a raggiungerlo, ed è così che Verona ha scelto, per crescere ancora di più, un partner importante che è Infront. Credo che il segreto sia anche che in questi 4 esempi di maratone sia anche il confrontarsi, essere e guardare gli altri con un motivo di crescita. E questo è il motivo, secondo me, che questi 4 grandi eventi, e in particolare Verona, ha saputo dimostrare negli anni. È cresciuta, un ringraziamento particolare va a Stefano Stanzial, che conosciamo da tanti anni e conosciamo tutti la passione, la dedizione e la capacità, ma io dico soprattutto le competenze che deve avere per far crescere in questi anni un grande evento nel territorio. Io dico, le grandi maratone non si misurano solo con i grandi numeri, si misurano anche con la capacità di lasciare un bel ricordo a chi ci partecipa, e se Verona è cresciuta così tanto è perché negli anni ha lasciato un bel ricordo a chi ha corso la Maratona di Verona. Grazie a tutti. Grazie al Presidente Baldo e alla FIDAL tutta, sia regionale che nazionale. Facciamo ora un piccolo punto sul turismo, perché abbiamo detto, Verona Marathon, come tutte le maratone, le più grosse maratone italiane, generano sui propri territori un indotto economico dato dal turismo, dato dalle migliaia di persone che dall'estero e da tutta Italia vi partecipano. A Verona è stato calcolato, insieme all'ufficio statistiche del comune di Verona, cioè, che si genera sul territorio in occasione della maratona un indotto economico di circa 10 milioni di euro. Questo vuol dire alberghi, vuol dire trasporti pubblici, tutti gli esercizi commerciali, ristoranti, eccetera, eccetera. Oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi il direttore di Federalberghi Garda Veneto, Mattia Boschelli, che ci dà un po' uno spaccato su quello che è il turismo a Verona e sul Garda. Prego. Grazie, un buongiorno a tutti anche da parte mia. È davvero un piacere essere qua oggi a fianco di Verona Run Marathon, in questa occasione così particolare come il 25esimo. Quindi Stefano, grazie davvero per avermi e per averci coinvolto. Il sistema Federalberghi Garda Veneto, lo diceva Cesare prima, è un sistema che rappresenta più di 400 imprese turistiche della zona del lago di Garda, quindi comuni bagnati dallo stesso, dell'entroterra e del Montebaldo, quindi con un po' di confine per chi vuole, a Bussolengo e poi giù per scendere, insomma Campagna Valeggio, quindi su più di 20 comuni. Volevamo insieme poter dare un messaggio, e lo farei proprio da qua,
in questa occasione così particolare, di connessione vera, reale e di avvicinare sempre di più gli eventi, soprattutto di questo tipo, che si tengono a Verona, che devono poter coinvolgere anche il lago di Garda, soprattutto in una data, quella del 15 novembre, in cui comunque c'è turismo, c'è indotto e ci sono tantissime possibilità di godere del nostro territorio, sia appunto del lago di Garda, ma io azzarderei anche provinciale. Questo perché? Perché all'interno della cartellina e di quei numeri di cui anche io sono stato molto sorpreso, più di 70 nazioni vengono sul nostro territorio. Questo è un pregio, quindi un onore, ma anche una responsabilità. Sul Garda Veneto lo scorso anno circa 65 nazioni hanno trascorso le loro vacanze. Quindi vedete come i due territori si devono poter parlare sempre di più, ed è nostro dovere poter accompagnare tramite un servizio di ospitalità sempre più attento, sempre più curato, sempre più personale, sempre più rivolto non solo agli atleti ma anche agli accompagnatori stessi, perché un atleta porta con sé 2-3 persone, la famiglia, anche i bambini piccoli. Quindi eventi di questo tipo, che io provo ancora ad essere un po' sportivo, però non mi ha ancora chiesto se devo fare anch'io qualcosa. Non è che te lo chiedo e sei obbligato. Cioè. Okay. Perfetto. E c'è sia la parte molto agonistica, la maratona, ma c'è anche la mezza e c'è anche soprattutto un qualcosa dedicato alle famiglie. Quindi un grazie davvero, noi ci siamo, ci saremo sicuramente nei prossimi tavoli in cui si darà seguito all'organizzazione della parte hospitality. Ci facciamo quindi un grosso in bocca al lupo e niente, avanti tutta. Grazie. Benissimo, grazie. Vedo che siamo in linea perché 65 nazioni rappresentate dal turismo. Nell'edizione scorsa sono state 70 le nazioni dei maratoneti presenti in maratona. Quest'anno, con un pochino, sicuramente sarà così, aumento dei maratoneti, ci aspettiamo di arrivare sulle 100 nazioni, quindi comunque siamo assolutamente in linea. Grazie al direttore di Federalberghi Garda Veneto. Faccio un piccolo fuori programma perché abbiamo ancora 13 minuti, qua ho un cronometro che non transige. Abbiamo qui con noi l'avvocato Stefano Fanini, il presidente di Verona Volley, quindi una grande istituzione di Verona nello sport, quindi un saluto da parte sua, è doveroso e lo ringraziamo di essere venuto qui con noi. Grazie, intanto buongiorno a tutti, grazie per l'ospitalità. Vi chiederete cosa c'entra, diciamo, la pallavolo con Verona Marathon. Invece io credo che sia proprio un esempio di interazione, di una visione, soprattutto di una persona che è Stefano Stanzial, che ha avuto modo di coinvolgere una realtà nuova come la nostra. Noi siamo Verona Volley, conosciuti anche come Rana Verona. Quest'anno tra l'altro abbiamo portato un prestigioso trofeo, la Coppa Italia, e tra l'altro abbiamo festeggiato anche qui in Regione con il Presidente Stefani, con Elisa, quindi è stato per noi un grande orgoglio, non qui a Palazzo Ferrofini ma a Palazzo Balbi, quindi abbiamo questa interconnessione con la maratona, perché crediamo che sia giusto che in città come Verona, è stato detto dagli amici di Infront, che credo sia, diciamo, un'eccellenza a livello mondiale, una città internazionale, sia giusto che le realtà sportive possano lavorare assieme, possano portare valore, si possono essere collaborazioni di vario genere. Noi siamo sempre stati presenti al momento, diciamo, delle premiazioni proprio di questi maratoneti, e lo stesso Verona Marathon è stata spesso presente alle nostre partite, proprio perché crediamo che il bello, come diceva prima anche l'assessore appunto allo sport, sia unire sport, famiglie e valori. Quindi credo che due bellissime realtà come la pallavolo e la maratona, anche se apparentemente possono sembrare mondi distanti, in realtà abbiano molte affinità. Ci teniamo anche noi come la maratona a far sì che il nostro territorio, quindi in particolare il territorio di Verona, sia un orgoglio non solo per la nostra città ma proprio per tutta la regione. Noi ad esempio l'anno prossimo parteciperemo per la prima volta nella storia della pallavolo veronese alla Champions League, quindi avremo, diciamo, l'onore e il piacere di portare il nome di Verona, ma soprattutto, ecco, della nostra amata regione Veneto in tutta Europa. Quindi per noi è un grande piacere essere qui, è un grande piacere poter collaborare con la maratona e far sì che questo evento, come si diceva, stia crescendo in maniera esponenziale. Quindi ricordo anch'io
perché confesso che tanti anni fa avevo anche partecipato a qualche maratona, qui escludo a priori che io possa partecipare alla prossima, quindi fugo ogni tipo di dubbio, però con Elisa eventualmente ci troveremo alla partenza e all'arrivo come sempre. Abbiamo accorciato la Family Run a 5 km, quindi ecco, non, vabbè, non eventualmente scappate. vediamo, ecco, su quella, magari possiamo farci un pensierino, ma devo dire che appunto la crescita che ha descritto prima Stefano di questa manifestazione sia un orgoglio per tutti i veronesi, per la regione, perché sapere da dove è partita e da dove c'è questo, tra virgolette, passaggio virtuale di testimone con Infront, che avrà modo di dare, credo, un booster, perché tra l'altro io ho avuto anche il piacere di seguire professionalmente questa operazione, credo che sia veramente un plus per questa manifestazione, credo che ne parleremo, e ovviamente da veronese, ma soprattutto da Veneto, credo che avremo anche l'orgoglio e il piacere di superare magari un giorno Roma, so che magari è utopia, ma chi lo sa, noi veneti credo che quando ci impuntiamo arriviamo a tutto. Grazie. Grazie all'avvocato Fanini, ovviamente diciamo così oggi in rappresentanza dello sport veronese, perché comunque i rapporti sono ottimi anche con la Scaligera Basket, ma anche e soprattutto con Hellas Verona, perché già a febbraio abbiamo collaborato con Hellas Verona anche con un progetto solidale per la fondazione Hellas Verona, che probabilmente andremo a ripetere, stiamo costruendo in questi giorni, che andremo a ripetere anche su novembre in maniera ancora più allargata, quindi anche con il presidente Zanzi dell'Hellas Verona. Adesso apriamo una parentesi, abbiamo 9 minuti, ma ce la facciamo, dovrebbe esserci in sala, ma non so se lo vedo, il presidente Giovanni Mazzi dei centri giovanili Mazzi. Eccolo là, non l'avevo visto, che invito Stefano Stanzial, perché apriamo una parentesi e parliamo per 2 minuti della Verona Christmas Run che si è svolta a dicembre l'anno scorso, in cui l'aspetto solidale appunto della Christmas Run era stato fatto a favore appunto dei centri giovanili Don Mazzi. Abbiamo il presidente Giovanni Mazzi, a cui chiedo intanto un saluto, e poi con Stefano abbiamo una piccola sorpresa. Vi ringrazio, io sono molto contento di essere qua. È stato veramente, quando ho parlato con Stefano e Alberto, mi ha presentato l'opportunità di essere presenti alla Verona Christmas Run, che è una corsa molto strana, perché io sono rimasto stupito veramente da vedere questi corridori veri vestiti da Babbo Natale. Era il 21 dicembre e abbiamo partecipato a questa maratona ed è stata veramente una sorpresa grandissima. Io non posso fare altro che ringraziarti. Io ringrazio anche le istituzioni della Regione Veneto, in particolare Elisa Alberti, perché ci sei sempre quando ci siamo anche noi e quindi questo è importante. Io credo che i centri giovanili siano una trasposizione nella pratica di quello che Don Antonio ha cominciato a fare con i tossicodipendenti. Cioè lui curava i ragazzi in comunità, noi per scelta vogliamo arrivare prima, cioè quando i ragazzini sono alle elementari, sono alle medie, per convincerli che è meglio evitare alcune strade. E allora abbiamo fatto questa associazione, andiamo in tutte le scuole che ci chiedono di intervenire, siamo andati. Abbiamo raccolto 25.000 ragazzini e ragazzine, abbiamo parlato con loro, li seguiamo e devo dire che è un'esperienza che ci coinvolge molto e che coinvolge anche chi di voi vuole partecipare a questo. In particolare anche con Elisa abbiamo fatto anche il premio sabato scorso Indomita, in cui abbiamo messo a disposizione un po' di soldi per 3 associazioni che fanno questo dello sport il loro punto di riferimento. Quindi io ringrazio tutti, grazie a te Stefano, grazie a te Cesare e va bene così. Grazie a voi. Invito quindi gentilmente Elisa Alberti e anche la consigliera Anna Leso, così facciamo una fotoricordo di questo importo di solidarietà raccolto durante la Verona Christmas Run lo scorso dicembre. Fa fare un saluto a lei.
diciamo che siamo in chiusura, la scaletta è finita, abbiamo solo una piccola sorpresa, una preview di quella che sarà la medaglia del 2026, di novembre 2026, ancora non c'è, ma un aggancio, proprio una goccia la buttiamo lì, quindi lanciamo il video della medaglia ufficiale, una parte della medaglia ufficiale. Ringrazio tutti i presenti e diamo l'appuntamento quindi al 13, 14 e 15 novembre, 13-14 perché c'è l'Expo Village della Verona Marathon, sempre al Palazzetto dello Sport, e quindi vediamo ora se si capisce qualcosa della medaglia. Prego. Sì. Gli artisti sono così, insomma, c'è qualcosa, poco o tanto, dipende da ognuno di noi, insomma, quello che ha recepito. Grazie a tutti, ci vediamo a novembre. Grazie di essere stati.